Piero Dalprà, fotografo, scrittore e regista-autore del prototeatro, ha aperto sabato 23 ottobre la rassegna culturale Pomeriggi d'autore, organizzata dall'assessore alla cultura e all'identità veneta Andrea Draghi e dalla Biblioteca Comunale Francesco Gambarin, in collaborazione con i fratelli Corradini Editori e l'associazione Proloco di Montagnana. Lo scorso anno la rassegna ha ottenuto un successo non preventivato. Da qui la decisione dell'assessore Draghi di riproporla anche quest'anno. Questo è un appuntamento che si ripete ogni anno ed è una rassegna letteraria rivolta agli autori locali. Questo è il filo conduttore che ormai da 4 anni stiamo portando avanti per far conoscere alla gente quali sono le eccellenze dal punto di vista letterario della nostra terra. Il primo è Piero Dalprà con il libro La Sculdascia. Sì, è un libro di stampo fotografico che va ad accogliere le caratteristiche e la realtà dei luoghi circostanti che costituiscono sì questa zona della Sculdascia che è la nostra terra. A presentare la sua ultima pubblicazione è lo stesso autore, Piero Dalprà. Cos'ha di diverso questo libro dagli altri? Di diverso dagli altri è proprio la motivazione. Il modo con cui mi è venuto in mente di fare questo libro qua, di fare questo grande repertorio di fotografie è stato perché tornando dalle ferie dal meraviglioso mare della Sardegna mi sono trovato a respirare l'aria umida e uggiosa del fuori autostrada di Occhiobello. Ho detto mamma mia in che pianura sono capitato questa volta. E la domenica dopo, con un po' di muso, un po' di nostalgia per le vacanze, mi sono avventurato nella Sculdascia, nei paesi e nelle valli e mi sono accorto sinceramente che c'è un sacco di bella roba da vedere sia dal punto di vista paesistico sia dal punto di vista architettonico, con pievi, chiesette, vecchi ponti, vecchie fattorie, boschi, fiumi. E ho detto bisogna fare un libro anche delle nostre valli e della nostra campagna e quindi della nostra Sculdascia, perché si può veramente valorizzare anche dal punto di vista turistico. Alla stregua di un moderno cantastorie, Dalprà è riuscito a scovare inaspettati reperti e tratti di paesaggio anche nel territorio dell'antica Sculdascia. Una pubblicazione che vi sorprenderà.